Chi stiano un sardo, chi stiano un pacchetto manchetto ogni tanto in italiano pure. Tate per arrivare a tutte queste informazioni e dunque se deve usare a fare comprendere bene le cose. Questa è una tipologia di situazioni mera importanti. Questo è un attobio, a noi si presentando sul risultato di un traballo umano fatto per creare di aderuso la simbologia massima per rappresentare questa nazione sarda. La nazione Sardigna è sempre esistita e non è mai stata destituita in nessuna forma. E siamo arrennesciuti con un atto che è partito in 2020, in su mese Natale, a testimoniare pure burocraticamente che abbiamo la capacità di si autogovernare. E noi oggi stiamo celebrando proprio questa istituzionalizzazione massima dessa forma di comunicare con tutto il mondo, dunque non solo con i sardi, ma pure a fuori dessa Sardegna, questo che di adesso si fa per poter testimoniare quanto è la capacità della popolazione nostra di si autogovernare in ogni campo sociale, economico, filosofico e tutto questo che è connetto a esistenza. Poi siamo partiti con una documentazione statuaria che si permetteva di donare informazioni a su mondo dei commenti via possibili arrivare a scioperare sia caliviante le legislazioni e sia pure caliviante di aderuso le direzioni che dobbiamo ubicare per scioperare tutto su imparisi commenti vai a decidi ponendo in pari scoro su dei dotus caliviare questa necessità di primaria. E io comprendo che questa necessità di primaria fiera questa di tornare a testimoniare che tenemos un'identità. Questa identità è differenziata da ogni altra popolazione del suo mondo. E dunque, partendo da Ingunisi, io deciso di creare uno strumento che è il gusto dell'anagrafe nazionale. L'anagrafe nazionale sarà permette di piegare finalmente una posizione che in suo sistema burocratico si scollega completamente dalla vinta Repubblica Italiana, che è una corporazione che ha cercato di spiegare controllo a pizzo di tutta la terra di Sardegna e di tutta la penisola italica. A postisi di questo, io comprendo che era importante tornare a gestire tutto il suo territorio. E dunque io deciso di creare un catasto, su catasto nazionale sardo. Poi con su catasto nazionale sardo vorrei finalmente tornare a piegare questa proprietà di ogni terra che è stata espropriata ai sardos e decidi come ti devi gestire. E a postisi di questo, io comprendo che è importante creare un registro per le imprese. Poi da ogni attività che noi vorremmo andare a fare, tenere questa necessità di essere autoamministrata. Commenti e usaponni impari tutte queste parti e doneus dunque a tutte queste possibilità di entrare in s'anagrafe nazionale sarda e tenere identità di cosa nostra, di spostare questa terra che tenete in proprietà dell'Italia a sa nazione sarda e in plus di registrare le imprese che tenete in sul registro delle imprese nazionali, torniamo a costruire tutto il suo tessuto economico, sociale e politico. Questa è una situazione che mi sta riprendendo il suo coro di gioia e di pregio. Perché stiamo vedendo gente che è reale in noi, gente che di adesso arrivò a scioperare in questo domenico e sono in una locazione che è spettacolare. Perché la foresta di Burgos, secondo me, è proprio l'apoteosi della manifestazione del suo Ghiseuso. Una foresta manna verdia, atta, foti, in saludi, birdi e che rappresenta il suo stato di libertà di massima della Sardegna. Questo che io fai oggi è a presentare di adesso tutta questa simbologia che è stata creata di una persona che tiene di adesso questa competenza, questa professionalità e grazie a un gruppo di altri compagni che hanno boffi di adesso donai un aiuto umano e forte per la realizzazione di questa impresa, che arrennesce di adesso a testimoniare con una forza grafica visiva su chi di adesso è su pozzo comprendere tutto. Se sono viventi di adesso senza grazie a Dio. Esti di adesso arribendi questa luce, che sta riprendendo di adesso l'essenza e l'anima di tutto. Le azioni si sono state già riconosciute a livello internazionale. Dunque, a tutto il mondo ci di adesso che questa nazione sarda esiste. In noi in Sardegna si è fatta un'opera di comunicazione importante per poter tornare a donare a tutti queste informazioni con la capacità di far comprendere pure ai pipius. Perché dobbiamo tornare a partire di adesso delle generazioni che vanno nascere e noi, per donare di adesso su un mondo che si aspetta. Un mondo a noi c'è pace, salute, pregio, amistade. E questo non si darà poco ribocare in nemus.
Questa vibrazione voti, che intendeus di aderu su dessa terra, e che si stari contemplando di aderu su dessu soli, ara essi sa forza propulsiva per mandare innanti tutte le azioni de liberazione che io sono cominciato a fare. Voglio acabare di fare questo preambolo e di questa informazione che ho donato, facendo comprendere a questa gente che teneva su tutte queste capacità, sia intellettuali, che energetica, e pure emozionali, di poi testimoniare a tutto il mondo che non sei questo che antiboffici che fai crei. I sardos fonti di avere una popolazione che tiene a regini mera antica e torrendi a questa nuragia si arriva a comprendere di avere come vivemos in pace e integrato completamente con il suo territorio. Questo che è stato possibile documentare con il suo statuto e con tutte le attrazioni che sono state a contemplare, pure in organigrammi burocratici, antigià donano testimonianza plena che noi non abbiamo bisogno di preguntare nulla a nemos. Noi non narramo su cose, non abbiamo bisogno di padroni, non abbiamo bisogno di merisi, non abbiamo bisogno di qualcuno che venga a noi e decida come si deve vivere in Sardegna. Perché come si vive in Sardegna lo decidono i sardos. E ogni luogo ora è libero di si autogovernare. Dunque, grazie a me di avere voi essere noi presenti, un'altra volta con mero appreggio, felicità e di avere un mero entusiasmo, voglio di avere la stessa parola su Fuedu a Roberto che è arrivato di avere un traballo splendido, impari pure a Paola, Fabio, Gigi Sanna e tutto questo che hanno partecipato in queste azioni spettacolari. Grazie a tutti.